Presentandosi utilizzando il nome dell'amministratore di una ditta farmaceutica di Milano e del suo socio, hanno ottenuto dalla Claris Factor, società finanziaria del gruppo Veneto Banca con sede a Montebelluna, un contratto per l'erogazione di centinaia di migliaia di euro per il pagamento di presunte forniture di medicinali. Solo dopo il versamento della prima tranche di finanziamenti da 900.000 euro, la società di intermediazione si è resa conto di essere stata raggirata. I carabinieri di Volpago hanno disarticolato un'organizzazione che potenzialmente avrebbe potuto truffare la Claris per ben 2 milioni di euro, dal momento che era quello l'ammontare complessivo concordato. A seguito della stipulazione di un contratto di factoring c'era stato il versamento in una prima tranche di 900.000 euro che in soli 3 giorni, tramite l'emissione di bonifici bancari online e il versamento di assegni bancari, erano stati interamente spesi. Per rendere credibile il raggiro, i 3 autori principali hanno coinvolto anche un notaio di Napoli e un commercialista di Rimini. Al termine delle indagini sono state deferite all'incirca 12 persone, 3 di queste per associazione delinquere finalizzata alla truffa e 4 di questi 12 soggetti sono allo stato irreperibili. Di associazione per delinquere finalizzata alla truffa dovranno rispondere un 44enne di Bergamo, un 48enne di Bologna e un terzo soggetto attualmente in via di identificazione. Di concorso in truffa aggravata rischiano di essere accusati anche i destinatari dei bonifici effettuati se non riusciranno a dimostrare la loro estraneità ai fatti.